Daydream, anticipazione episodio 110. Leila e Mirré si sposano in segreto. E Mirré riempie l'ufficio di Leila di fiori. La va a trovare e lei gli chiede il perché di tale gesto. Lui risponde che l'ha fatto per farla sorridere. Leila è timorosa per il futuro perché sa quanto sia stato difficile per Jeanne e Sanem stare insieme, ma Mirré la rassicura che supereranno tutto. Sanem e Leila parlano insieme dei fiori inviati da Mirré. Leila le dice che la situazione non è facile, ma Sanem ritiene che le sta dimostrando amore e deve fidarsi di lui. Anche Yuma e Jeanne parlano. La donna parla di Mithat, mentre Jeanne vorrebbe affrontare l'argomento del matrimonio, così lei prende la scusa del mal di testa per evitare il discorso. Intanto lo zio si reca in agenzia e si incontra con Jeanne. Jeanne parla con lui in italiano e in francese del compositore della musica che stanno ascoltando, Chopin. Aggiunge anche che Chopin era innamorato di una scrittrice, proprio come lui. Yuma e Mithat vogliono pranzare insieme, ma la donna si apparta a parlare con Mirré. Lei vuole prendersi cura del figlio e trovargli una nuova ragazza dopo l'esperienza con Eileen, ma lui è tranquillo e sa che troverà la donna giusta. Mentre cerca il contratto di cui le aveva parlato Egit nell'ufficio di lui, Sanem trova un foglio nella scrivania, dove lui racconta di sperare di avere una possibilità con una ragazza. Sanem teme che la cosa sia riferita a lei, ma il ragazzo che la trova con il foglio in mano fa il nome di Deren. Sanem è sollevata e cerca di parlare con lui di questa cosa, ma arriva Jeanne, subito geloso di vederli appartati, con Sanem così di buon umore. Egit li lascia soli e Sanem, oltre a coccolarselo, gli rivela del segreto del suo capo e racconta come l'ha scoperto. Jeanne rimane comunque scettico. Il pranzo tra Yuma e Mithat è stato cancellato, pertanto i due si incontrano a cena, ma nello stesso ristorante si trovano anche Leila e Mirré. Appena li scorge, Leila va subito nel panico, ma Mirré la esorta a calmarsi. La ragazza non riesce a mangiare più nulla e vuole andarsene. In agenzia si tiene un incontro tra Jeanne e Sanem, Egit e Deren, e Sanem cerca di mettere in risalto Deren per la promozione della casa editrice. Egit sta palesemente soffrendo in tale situazione, ben comprendendo l'intento di Sanem. Quest'ultima cerca di lasciarli soli, ma alla fine è Deren a rimanere sola. Al ristorante intanto Yuma è felice e soddisfatta in compagnia dello zio. Leila e Mirré invece si sono spostati in un piccolo locale sul mare. Parlano a lungo, sono tanto felici e Mirré vorrebbe urlare a tutti la sua felicità, ma Leila lo esorta ad andare piano. Le vuole aspettare un po' prima di rendere pubblica la loro relazione, ma lui vuole sposarla e non vuole perderla. A casa Eileen intanto si continua a discutere sul matrimonio. Yuma afferma che i ragazzi dovrebbero capire meglio ciò che vogliono e il discorso sul matrimonio viene bloccato nuovamente. L'indomani in ufficio Jeanne e Sanem parlano dell'accaduto. Sanem chiede cosa possono fare. Jeanne le risponde che si sposeranno il giorno stesso. Poi, mentre è presente anche JJ, entrambe ricevono la telefonata di Mirré e Leila che si stanno per sposare e quindi escono insieme per raggiungerli. Poco dopo Yuma, sentendo JJ parlare ad alta voce di quanto sta per accadere, fa pressione su di lui per sapere cosa siano tutti questi misteri. JJ non riesce a mantenere il segreto e Yuma avverte subito Mekkibe dell'intento di Mirré e Leila. Giunti al luogo dove si celebrano i matrimoni, Jeanne dice al fratello che sta facendo un'ottima mossa, visto che i genitori non avrebbero accettato la relazione come sta accadendo per loro. Le mamme intanto corrono lì e arrivano, mentre Jeanne e Sanem si stanno per baciare davanti al celebrante. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!